Agenti feriti a Padova, binari occupati dagli studenti a Mestre e striscione sulla Basilica di San Marco contro il governo. Una giornata di passione anche per la viabilità in tutto il Veneto. Vita violenta nel San Donatese, 5 albanesi per vendetta tramortiscono a pugni il commesso di un kebab e lo derubano. I commercianti di Noale contro il sindaco, la rivoluzione della viabilità ha creato il deserto in centro. Benvenuti a questa edizione del TG di Televenezia. Lo avete sentito dai titoli: giornata di proteste in tutta Italia e nel Veneto, CGIL e studenti in piazza in tutte le province venete, cortei e un comizio in piazza Ferretto a Mestre, momenti di tensione a Padova tra la polizia e No Global. 2 poliziotti sono rimasti feriti nel corso degli scontri, un agente ha la gamba lacerata a causa di una bomba carta che ha oltrepassato la tuta di servizio e un altro agente ha avuto un mancamento in seguito allo scoppio di un altro ordigno rudimentale. A Treviso lancio di uova da parte dei centri sociali contro la sede Unicredit e a Mestre gli studenti hanno occupato i binari della stazione. I centri sociali poi hanno manifestato contro l'ufficio del Monte dei Pegni, della Cassa di Risparmio di Piazza Barche, perché hanno spiegato le banche comprano oro a prezzi bassi dai protestati che non riescono ad avere mutui e poi lo rivendono a prezzi più alti. Questo lo chiamano strozzinaggio. E a Venezia ancora non è finita, un gruppo di dipendenti delle cooperative è salito sulla Basilica pagando regolarmente il biglietto e ha srotolato uno striscione contro lo Spendi Review. Nel servizio le interviste ai 2 sindacalisti che sono venuti a tenere un comizio in piazza Ferretto. Centinaia di lavoratori aderenti alla CGIL in corteo a Mestre lungo Corso del Popolo per manifestare contro lo Spendi Review del governo. Tantissimi ancora gli studenti della rete che contro Italia alla scuola da via Miranese hanno dato vita ad un'altra manifestazione e assieme si sono trovati in piazza Ferretto, dove il segretario della CGIL del Veneto Roberto Montagnier e il nuovo segretario della Federazione dei Chimici Emilio Viceli hanno tenuto un comizio. La protesta a Venezia riguardava anche le vertenze di Porto Marghera che secondo il sindacato il governo non riesce a risolvere. La sensazione che ho è che il ministro, dentro il ministero arrivano un sacco di vertenze e non ne esce nessuno. E questo probabilmente è il vero grande tema. Ieri erano nel Sulcis, non abbiamo avuto risposte di merito adeguate. Le grandi vertenze che hanno animato la vita del Paese in questi mesi e le sofferenze dei lavoratori, nessuna di queste grandi vertenze si è chiusa. Sotto accusa la riforma del lavoro che nel veneziano ha aumentato il precariato. Rimettere mano a quella riforma del lavoro che ha portato qua a Venezia in un anno a 19.000 avviamenti di un giorno di lavoro. Non può essere considerato lavoro quello di una giornata, quella è lavoro nero, quello è sfruttamento e per questo va combattuto, questo bisogna fare. La CGIL ha puntato il dito anche contro la torre di Pierre Cardin che teme possa distruggere la vocazione industriale di Porto Marghera. Noi non siamo contro il Palais Lumière, noi siamo contro chi utilizza il Palais Lumière per distruggere l'industria a Venezia. E intanto i progettisti del Palais Lumière annunciano un cambiamento del progetto. Anziché sfruttare energia eolica e fotovoltaica, la torre potrebbe utilizzare come fonte energetica l'acqua termale che esiste ad una profondità di 2700 metri nel sottosuolo di Marghera. C'è acqua termale nel sottosuolo di Porto Marghera, esattamente a 2700 metri di profondità. La temperatura è di 90 gradi. La notizia è stata diffusa da Rodrigo Basilicati, nipote di Pierre Cardin, che è anche ingegnere, annunciando che la scoperta della presenza del lago servirà alla torre per ottenere il 130% dell'energia che le serve. Il 30% in più verrà utilizzato per dare energia gratuita al territorio e potrebbe servire ad alimentare il tram. Insomma, il Palais Lumière si starebbe rivelando sempre più un business per Venezia, secondo il team dello stilista italo-francese. Non ci sarebbero problemi, secondo i progettisti, per le fondazioni. Non temono cedimenti di terreno, come molti ambientalisti hanno invece denunciato. L'area dove dovrebbe sorgere il Palais Lumière è a tutti gli effetti gronda lagunare e dunque fragile. Ma la struttura, secondo quanto ha rivelato Basilicati, sarà sostenuta a pressione. Il principio è quello dei pali che sostengono Venezia. Su un basamento di 220 metri di diametro saranno scavati buchi fino a 55 metri di profondità, che saranno poi riempiti di cemento speciale che si indurisce e aumenta di volume a contatto con l'acqua. La pressione della terra attorno ai pali farà stare in piedi l'opera imponente.
Non è ancora detto però che si farà. Superato lo scoglio dei dubbi dell'ENAF, per la fine dell'anno dovrà essere definita la questione patrimoniale legata alle aree da acquistare e poi sarà chiesta l'approvazione definitiva del progetto. Una sicurezza disarmante, quella dei progettisti, che sta già realizzando, anche senza posare alla prima pietra, l'obiettivo dello stilista, una grande pubblicità per il suo gruppo e la sua Venezia. Difficile in questo momento bocciare tutto ciò che può fornire lavoro. Secondo l'Osservatorio sul mercato giovanile, nella prima parte del 2012 sono i dati che sono stati diffusi oggi, a quasi 60.000 i giovani veneti con meno di 30 anni in cerca di occupazione. Nel 2007, nello stesso periodo, erano 28.000 e tra i 60.000 di adesso sono 16.000 quelli che si dichiarano pronti ad andarsene all'estero. Del resto le banche non collaborano. Sono infatti diminuiti, e anche questi sono dati che sono stati diffusi oggi a Venezia da Banca Italia, del 4,9%, quasi il 5%, i prestiti bancari al settore privato non finanziario. Questi dati appunto sono stati diffusi oggi e fanno parte dell'analisi congiunturale dei primi 8 mesi del 2010 di Banca Italia dell'andamento bancario. E ancora proteste, questa volta un altro settore, non tanto per i tagli del governo ma contro il comune. Sono arrabbiati anche i trasportatori acque di Venezia. Sono circa 1.400 e minacciano il blocco dei trasporti per 5 giorni. Significherebbe mettere in ginocchio l'isola, che rimarrebbe senza rifornimenti appunto per 5 giornate. I trasportatori acque sono sul piede di guerra e annunciano per venerdì una protesta pacifica nel bacino di San Marco alle 12, con partenza alle 11:30 in Punta Dogana. La manifestazione è stata decisa durante un'infuocata assemblea a cui hanno partecipato una settantina di operatori del settore, aderenti a Confartigianato, CNA, ANCE, Apindustria, Lega Coop e Ascom. Sotto accusa il comune, che non ascolta da anni le richieste del settore, e la crisi rende insopportabili i disagi vissuti finora da chi garantisce all'isola veneziana i rifornimenti. La categoria avverte sempre più il peso delle tasse, 400 e 200 euro a barca per l'utilizzo delle rive, una media di 5.000 euro l'anno per impresa. Sempre più difficile da accettare anche la restrizione d'orario e di circolazione. Intollerabile viene considerata anche la proliferazione di mezzi pubblici e gondolieri che possono procedere in senso contrario alle barche addette al trasporto merci. E infine, ultima ma non per importanza, la concorrenza sleale. A Venezia operano 1 migliaio di barche in conto proprio e 400 in conto terzi e sono fondamentali per la vita della città. I trasportatori intendono aprire l'avvertenza con il comune con questa prima manifestazione. Se non saranno ascoltati, minacciano il blocco del settore per 5 giorni. E ancora l'economia, 2 pezzi di vetro muranese tra i rifiuti e lo slogan Murano Venezia, 1000 anni di storia, vogliamo davvero buttarli via? È l'immagine che appare su 60.000 libretti di 12 pagine dedicati al vetro, che saranno distribuiti dal consorzio Promovetro Murano a residenti e negozianti nell'isola. Si tratta dell'ennesima campagna per tutelare il vetro artistico di Murano. E invece la categoria dei calzaturieri, che l'altro giorno ha protestato e scesa in piazza, ha ottenuto l'attenzione della prefettura, che si muove. Si è mossa al punto che Domenico Cuttaia ha annunciato la proposta di una stesura di un protocollo per potenziare i servizi di controllo per scoprire il lavoro nero e le condizioni disumane di sfruttamento che si sospetta esistano nei laboratori gestiti da imprenditori cinesi. Secondo il protocollo dovranno muoversi i sindaci, le forze dell'ordine, la Camera di Commercio e le polizie locali. L'indizio di un caso di sfruttamento potrebbe celarsi dietro gli alloggi sovraffollati. A giorni avverrà la firma dell'accordo. E cambiamo argomento, voltiamo pagina, parliamo di cronaca. Violenta rapina in un kebab a San Donà di Piave. Gli aggressori, 5 ragazzi albanesi che da avventori si sono trasformati in rapinatori. È accaduto ieri sera verso le 19:30. 2 ragazzi con la cittadinanza albanese sono entrati nel locale per mangiare un trancio di pizza. L'esercente, che vantava un credito pregresso, si è rifiutato di restituire il resto ed è scattata la rappresaglia. Non appena si è svuotato il locale,
i due, assieme ad altri 3 connazionali, hanno organizzato una spedizione punitiva facendo perdere conoscenza a suon di pugni il cugino del titolare e rubando 500 euro. I carabinieri giunti sul posto sono riusciti a fermare 4 di loro: Admir Malai, 24 anni, Self Orani, 22 anni e Johnny Sheshai, 23 anni, e un 17enne che è stato associato al carcere di prima accoglienza di Treviso. E ancora un'altra notizia di cronaca: è stato identificato il corpo di cui abbiamo parlato ieri, trovato nella laguna sud di Campagna Lupia e affiorato lunedì a mezzogiorno nei pressi della valle Pierimpiè. È di un pescatore, Jimmy Ballarin, di 47 anni, che viveva a Chioggia. Lo hanno riconosciuto i familiari dalle scarpe che indossava. L'uomo è morto per annegamento, ma rimangono misteriose le circostanze che lo hanno fatto finire in acqua. Ballarin non aveva un'attività definita, viveva solo e nel 2011 aveva anche tentato il suicidio. E ancora un'altra notizia di cronaca: un principio di incendio, subito però spento, ha interessato una stanza al primo piano del grande complesso dell'ex Mulino Stucchi all'Isola della Giudecca a Venezia, e i clienti sono stati evacuati per un'ora circa, ma la cosa si è risolta molto in fretta. È stato molto più grave invece l'incendio. Il pensiero è andato all'incendio invece che è avvenuto nel 2003 e che aveva veramente devastato parte del Mulino Stucchi. E ora parliamo del commercio di Noale, che langue, e non soltanto per colpa della crisi. L'organizzazione, data la viabilità dal sindaco, ha svuotato il centro secondo la categoria, e l'accusa viene proprio da loro. I commercianti di Noale bocciano la viabilità decisa dal sindaco. Il 95% di loro ha risposto ad un sondaggio effettuato dalla categoria, puntando il dito contro l'isolamento a cui è stato condannato il centro. Gli affari sono calati per la concomitanza della crisi e la concorrenza dei centri commerciali, ma la viabilità ha dato il colpo di grazia. 100 attività che hanno risposto al questionario, il 95% ritiene che questa viabilità non funzioni e che si sia aggiunto alla penalizzazione dovuta alla crisi anche quella dovuta alla viabilità. Questo commerciante ha 3 gelaterie in 3 comuni diversi e a Noale dice gli affari vanno peggio. Sono un commerciante che ha 3 attività in 3 comuni diversi e ci tengo a ribadire che a Noale, nelle varie piazze, nelle 2 piazze che Noale si fregia di avere, il commercio al dettaglio, quindi l'asporto, è calato enormemente rispetto agli altri paesi. E la motivazione la vediamo dovuta proprio a questa viabilità che va assolutamente cambiata. I negozi vengono frequentati soltanto dai residenti, che possono raggiungere il centro a piedi. Il commercio di Noale sta vivendo prevalentemente di residenti, ma residenti che si recano solo e esclusivamente a piedi, quindi vuol dire veramente anche la minima parte dei residenti di Noale. Questa commerciante non riesce ad essere raggiunta dai clienti esterni. Clienti da paesi da fuori che mi dicono che non sanno come entrare e poi anche come uscire, e le attività soffrono. I giovani preferiscono recarsi in altri comuni. La crisi economica c'è, ma tutti ne risentiamo maggiormente appunto per il fatto che le piazze siano state isolate l'una dall'altra. Oltre a questo posso dire che ho parenti appunto che abitano in centro, è diventata una cosa invivibile spostarsi. Una manciata di secondi di pubblicità, rimanete con noi. Il Noceto presenta Noce d'Oro, qualità superiore, sapore inconfondibile. Cerca il punto vendita più vicino a te su www.ilnoceto.it. E altre notizie dall'area metropolitana: nel veneziano il caro parcheggi si fa sempre più sentire e i cittadini non ci stanno. Caro parcheggi a Chioggia, ora si paga anche all'Isola Saloni, l'ultima zona franca a ridosso del centro storico. Lo ha deciso la giunta comunale che, per indorare la pillola, ha pensato di ridurre il costo della prima ora nelle strisce blu di Corso del Popolo, passando da 2,50 euro a 1,50 €. Ai saloni la tariffa è di 70 centesimi l'ora, 4 euro tutto il giorno.
Un percorso sulle tracce di Hemingway a Fossalta di Portogruaro. L'itinerario fa parte delle celebrazioni per il centenario della Prima Guerra Mondiale e prevede 18 tappe dove sono stati collocati dei totem informativi sullo scrittore che come volontario della Croce Rossa americana praticò questi luoghi e che proprio in riva al Piave venne ferito. A Ceggia è già tempo di carnevale, anche perché il 2013 sarà un anno importante, quello della 60ª edizione. L'Associazione del Carnevale, presieduta da Fernando Cellotto, è dunque già al lavoro nell'ampio capannone laboratorio in zona industriale. Lo spettacolare passaggio dei carri allegorici avverrà domenica 10 e martedì 12 febbraio e in notturna il sabato 16. E nella Marca trevigiana affrontiamo lo spinoso tema del ritardo nei pagamenti da parte della pubblica amministrazione. C'è qualche segnale di cambiamento. Grazie a una convenzione fra l'amministrazione di Cornuda e la Banca Popolare di Verona, i fornitori che vantano crediti nei confronti del comune non dovranno aspettare tempi biblici. La convenzione garantirà infatti lo smobilizzo dei crediti da fornitura, un importante segnale per risolvere il ritardo dei pagamenti da parte della pubblica amministrazione. In aumento i casi di violenza sulle donne registrati dall'ULSS 7, quasi 200 le aggressioni segnalate dai vari ospedali, 138 soltanto a Conegliano, dati che segnano un preoccupante incremento rispetto al 2010, quando ci furono 142 casi, e al 2011 con 178. L'età media delle donne è di circa 38 anni, per il 70% dei casi si tratta di italiane. Aumentano i poveri, ma non tutti bussano alla Caritas o in comune, e così ecco che a Vittorio Veneto, per la precisione in località Vendran, nottetempo si sono verificati numerosi furti di verdura negli orti, mentre da alcuni cortili è sparita la legna da ardere. Il vice sindaco Giuseppe Maso raccomanda di non farlo e invita quanti hanno bisogno a rivolgersi in municipio. Andiamo a Padova, dove parliamo di risparmio e ambiente. Grazie all'acqua risparmiati a Saccolongo 17.000 euro. Da quando 4 mesi fa è stata attivata l'erogazione di acqua microfiltrata, i risultati sono da record: 113.760 litri a 5 centesimi l'uno, con un risparmio di quasi 76.000 bottiglie, circa 3 quintali di plastica in meno. Dato che il costo medio di un litro d'acqua al supermercato è di 20 centesimi, il risparmio è appunto di 17.000 euro. I ragazzi di una comunità alloggio di Selvazzano, l'Iride Verde di Tencarola, hanno vinto il primo premio al Festival del Cinema Nuovo di Gorgonzola, dedicato alle persone disabili. La giuria, presieduta da Pupi Avati, ha scelto il cortometraggio dei padovani intitolato Te lo faccio vedere chi sono io, titolo anche della canzone di Piero Ciampi scelta come colonna sonora. Negozi chiusi la domenica, ma aperti con orario continuato tutti i martedì e venerdì fino a fine novembre. Saonara diventa così protagonista del progetto pilota A Saonara più tempo al tuo shopping, lanciato da Ascom Confcommercio in collaborazione col Comune. L'esperimento coinvolge per ora 33 negozi di Saonara segnalati da una vetrofania. E ora le previsioni del tempo, vediamo cosa ci riserva il meteo per i prossimi 4 giorni. Pressione in aumento, il che significa tempo stabile e soleggiato, farà più freddo. Giovedì 15 novembre, sereno e soleggiato, foschie notturne, temperature in calo, specie le minime, sotto la media stagionale, mare da mosso a poco mosso. Venerdì 16 novembre,
Tempo bello e ben soleggiato, nebbie nelle ore più fredde, valori termici invariati, compresi fra i 4 e i 12 gradi. Sabato 17 novembre, cielo coperto da foschie, nebbie e nubi basse, precipitazioni assenti, temperature stabili. Domenica 18 novembre, nubi sparse e valori in risalita, specie le minime. La marea di giovedì 15 novembre è sostenuta, la massima alle 10:35 80 cm, la minima alle 17:35 meno 35 cm. E prima di chiudere vi lasciamo con una controcopertina da far venire l'acquolina in bocca. Arriva da Milano, dove si è svolta una singolare gara di torte. Per la cronaca ha vinto quella di mandorle. Con questo è tutto, grazie per averci seguito, per averci scelti, buon proseguimento e buona serata.